Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca perché il corteo antifascista snodatosi ieri sera fra Riva Traiana e Largo Santos si è svolto senza particolari momenti di tensione. La polizia ha infatti istituito dei veri e propri cordoni fra via Carducci, via Battisti e il Viale, zone dove si temeva che il tutto potesse degenerare. C'era, neanche tanto infondato, il timore che il corteo contro i vecchi e nuovi fascismi, snodatosi ieri sera lungo un percorso da Riva Traiana fino a Largo Santos, sfociasse nei disordini avvenuti lo scorso 19 maggio. La manifestazione invece non ha fatto registrare tensioni particolari, anche perché la polizia è riuscita a neutralizzare sul nascere il momento di tensione più probabile. Da poco sono trascorse le 21. Il corteo, 300 manifestanti partiti un'ora e 40 minuti prima, raggiunge Piazza Goldoni per svoltare in via Gallina secondo quanto concordato. Un reparto della mobile è schierato all'incrocio con via Carducci lungo Ponte della Fabra. Lo scopo? Evitare che qualcuno tenti di sganciarsi e raggiungere Viale 20 Settembre, teatro un mese fa degli scontri fra fascisti ed antifascisti. Procedendo lungo via Reti, il corteo arriva in via Carducci. Sotto i volti di Chiozza, alcuni estremisti di destra presidiano l'imbocco di Largo Bonifacio. Alcuni indossano casco e passamontagna. Se i manifestanti si fossero avvicinati, sarebbero stati pronti ad intervenire. Ma gli agenti, in tenuta antisommossa, creano un cuscinetto di sicurezza, di fatto dai portici e fino all'incrocio fra via Carducci e via Reti, evitando così le violenze fra le due frange. Alla manifestazione hanno preso parte 42 sigle, fra cui CGIL e USB, ma anche realtà politiche come Adesso Trieste, AVS Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista, molti giovani, molte le bandiere della pace e della Palestina, slogan contro Netanyahu, le forze dell'ordine, il sindaco di piazza, il presidente della regione Fedriga e l'assessore regionale Scoccimarro. Allora, siamo collegati con il nostro Omar Costantini perché, come sapete, è in corso il raduno triveneto degli alpini e vedo Omar appunto che ci aspetta, per cui gli cedo direttamente la linea e in compagnia di Emanuele Sergi alla telecamera. Buongiorno Omar. Sì, buongiorno, siamo per la precisione all'interno dello stabilimento Fantoni di Rivoli di Osoppo perché è in corso il pranzo dopo l'incontro che si è svolto questa mattina tra le delegazioni estere dell'ANA qui a Gemona in occasione del raduno nazionale 2026. Vedete che insomma ci sono tantissime persone, quello che conta è che Gemona da oggi è praticamente invasa da migliaia di penne nere dopo le fasi preliminari, se mi è permesso così il termine, che nella giornata di ieri piano piano hanno animato la cittadina del Friuli Collinare. Quello che conta è che è una giornata calda, si prevede tanto caldo e come, e si sente, viene da dire, con l'umidità che si taglia veramente altro che con un grissino, vista l'ora e vista il pranzo. Quello che conta è che saremo poi anche con Tele4 protagonisti sul territorio con le immagini, le voci e tutto quello che accadrà insomma nel corso anche del pomeriggio sera e poi domani, ricordo ancora, dalle 7:15 fino al passaggio della Stecca con Treviso seguiremo la sfilata di tutte le sezioni del Triveneto e anche quelle composte dagli 11 cantieri ANA che nel 76 vennero qui in Friuli a ricostruire proprio le zone colpite dal cosiddetto Orcolat. E da Osoppo è tutto, ridò la linea allo studio per la prosecuzione del telegiornale. Grazie ad Omar Costantini che con tutta probabilità risentiremo anche questa sera. Vi ricordo che poi Tele4 seguirà dalle 20:30 di questa sera quello che accade appunto in zona Gemona per poi
come ha ricordato Omar Costantini, collegarci domani mattina a partire dalle 7:15 per seguire tutta quanta la sfilata. Spostiamoci adesso a Grado, dove il Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia ha effettuato l'arresto di 2 persone per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Per uno dei 2 vi è anche l'accusa di molestie. Questo è il risultato di un intervento effettuato qualche giorno fa. Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale sono queste le accuse per le quali 2 persone sono state arrestate a Grado dai carabinieri al termine di un'operazione resa nota questa mattina. E il 7 giugno molti cittadini e turisti si stanno godendo lo spettacolo delle frecce tricolori. Presso uno stabilimento balneare del litorale gradese si verifica una serie di furti, ma i carabinieri dell'aliquota radiomobile Norm di Monfalcone e della locale stazione riescono ad individuare e fermare gli autori dei ladrocini. Nel corso del controllo i soggetti tentano di sottrarsi all'identificazione ed oppongono resistenza. Durante le operazioni, occultata sotto gli indumenti degli interessati, è stata rinvenuta una delle borse rubate. Un'altra borsa era stata preventivamente messa in sicurezza da un bagnino, il quale, accortosi dei movimenti sospetti dei presunti autori, l'aveva preservata in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'intera refurtiva è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari. Uno dei 2 soggetti, fra l'altro, è stato pure denunciato in stato di libertà per molestie, ritenuto infatti responsabile di comportamenti impropri nei riguardi di una minore. Il rito per direttissima ha convalidato gli arresti dei 2 associati alla casa circondariale di Gorizia dopo le formalità di rito. Occupiamoci adesso di pallacanestro, ci sono ulteriori sviluppi per quanto riguarda la questione Matiasic e appunto la squadra, Brescia eccetera. Vediamo. Trieste, Brescia, Roma. L'asse a 3 per la salvezza della pallacanestro Trieste rimane questo a 6 giorni dalla scadenza dell'iscrizione al campionato di A1. In sintesi, se il trasferimento del titolo sportivo della Germani nella capitale andasse in porto, allora la squadra biancorossa avrebbe la possibilità di conservare la categoria. In caso contrario si vivrebbe l'azzeramento della formazione di vertice e forse una ripartenza dalla terza o quarta serie. Il fatto che Paul Matiasic stia ancora trattando con il presidente bresciano Mauro Ferrari è certificato non solo dalle informazioni che arrivano dalla FIBA, che attendeva l'iscrizione in Coppa alternativamente da Brescia o da Roma, ma dalla stessa decisione presa proprio sul fronte Basketball Champions League. L'iscrizione è stata presentata sia da Trieste che dalla formazione bresciana, quest'ultima mai partecipe all'appuntamento continentale per scelta negli ultimi anni. Dietro a questa mossa una precisa strategia dell'avvocato di San Francisco: mantenere aperta la possibilità di partecipazione alla Coppa con Roma, sia che il titolo che verrà utilizzato sarà quello rilevato dalla Lombardia o spostato dalla città della Bora. In caso l'operazione Brescia andasse a buon fine, si aprirebbe dunque la strada della vendita della società biancorossa. Da quanto filtra però, l'offerta che ha più chance non è quella presentata dall'ex patron dell'era Alma Gianluca Mauro, che pare non sia stata presa in considerazione, ma quella di un altro gruppo, anche qui non italiano ma straniero, pronto a rilevare il club. Se son rose, fioriranno. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci aspetta l'ispettore Luisa Mastracchio, e con le immagini che realizzate da Guido Indri vi facciamo vedere invece un incidente che si è verificato questa mattina in zona Muggia e che penso abbia in zona Barcola, e che penso abbia parecchio come dire, impegnato proprio la Polizia Locale. Buongiorno ispettore. Buongiorno, infatti Muggia non mi tornava No. come sito. Sì, le confermo, dottor Bosazzi, effettivamente in Viale Miramare 109 c'è stato questo investimento di pedone di una persona ultra ottantenne. Con le lesioni chiaramente non sono state lievi, ma insomma si spera bene, ma chiaramente è una persona di una certa età, quindi Certo. insomma è stato portato a Catinara, nostre pattuglie sul posto sia per la viabilità che per i rilievi. Speriamo bene per questo povero signore, naturalmente, e questo chiaramente ha comportato dei disagi nella viabilità, visto anche la giornata di sole. Certo. Dunque, poi oltre a questo incidente più grosso ce ne sono stati altri
altri conferiti, uno in via Piccardi 18 e l'altro in via Coroneo 3, dove c'è stata una persona autolesa che è caduta da sola con lo scooter, e dunque ricordo la riapertura della Galleria Carso fino al giorno 23 del 6, e una cosa importante oggi e domani è previsto la manifestazione Sangio Fest con chiusure dalle 7 di oggi alle 13 di lunedì 22, ci sono anche divieti di sosta, ma insomma i veicoli se ne sono già andati autonomamente, e dalle 18 alle 23, e domani della via San Cilino da Gioberti a Damiano Chiesa, e ci sarà un doppio senso per i frontisti in via delle Cave, quindi la zona di San Giovanni un po' rivoluzionata da questo Sangio Fest. E ancora questa sera tra le 19 e le 24 l'inaugurazione della nave, la Mein Schiff, sul molo, zona molo Bersaglieri, con fuochi d'artificio, almeno così sono previsti, e sorvolo di droni tra le 22 e le 23:30. E ancora Triskel, la chiusura di Marchesetti da via dei Mille a salire dalle 19:55 fino all'1. E se ho ancora 10 secondi, ricordo domani, attenzione, a parte 2 processioni che ci saranno ma non creeranno più di tanti problemi, ricordo domani terza domenica del mese, quindi attenzione alla zona di Largo Granatieri, via Malcanton, perché c'è il mercatino dell'antiquariato. Ecco, questo l'avrei detto per quanto riguarda oggi, e per questo la saluterei, ringrazierei e saluterei tutti. Grazie Ispettore Mastracchio, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie, salve. Andiamo al Verdi. Il pubblico triestino ha apprezzato ieri la prima di Electra, l'opera di Richard Strauss, affidata alla regia di Marco Filiberti, presentata in modo stilisticamente affascinante che chiude la stagione. Electra è un'opera in un atto di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal, che lo derivò dalla sua tragedia Electra, la quale si rifà all'omonima tragedia di Sofocle. Insieme a Salomè rientra nel primo periodo del teatro musicale di Strauss, caratterizzato in chiave espressionista. L'orchestra estremamente nutrita tiene i fili di un discorso musicale caratterizzato da aspre dissonanze e sonorità parossistiche, spesso travolgendo le voci a cui è affidato un canto prevalentemente declamatorio. Il Teatro Verdi, a chiusura della stagione lirica, ha affidato il proprio nuovo allestimento a Marco Filiberti, regista forse poco noto ai più, ma che nella propria produzione, prosa, lirica e cinema, ha sempre inteso mettere in scena un gusto estetico raffinato e personale, che di fatto ne risulta cifra stilistica. E il pubblico del Verdi ieri alla prima ha dimostrato di aver gradito una messa in scena intervenuta energicamente anche sulla struttura stessa della sala. Sul palcoscenico un gruppo di artisti di rara precisione, citiamo solo Okka von der Damerau, Sania Anastasia, Elena Batukova-Kerl, Diana Lamar e Simone Schneider. Sul podio Enrico Calesso, coro affidato a Paolo Longo, coreografia di Emanuele Barruffato, costumi di Daniele Gelsi, scene di Benito Leonori, luci di Alessandro Carletti, video di Mario Spinaci. Repliche fino a domenica 28 giugno. 3 anni di lavoro e fondi PNRR per restituire al pubblico l'antica strada carrozzabile di Miramare, presentati i risultati del restauro strutturale, architettonico e botanico. Un intervento che ha restituito alla fruizione pubblica una delle aree più suggestive e al tempo stesso più fragili del Parco di Miramare. Dopo 3 anni di lavori e grazie a 2 milioni di euro, frutto di un finanziamento del PNRR, si è concluso il progetto di recupero dell'antica strada carrozzabile del comprensorio storico, con il restauro delle gallerie, il consolidamento delle strutture murarie e un ampio intervento di riqualificazione botanica e paesaggistica, con la piantumazione di più di 300 conifere. I risultati dell'opera sono stati illustrati questa mattina nel corso di un convegno ospitato nella Sala del Trono del Castello di Miramare, occasione per fare il punto sul percorso che ha portato alla riapertura di un tratto rimasto a lungo inaccessibile e sul valore storico, ambientale e culturale dell'intervento. Sono stati anni di lavoro. Il cantiere è stato finanziato nel 2022, i lavori iniziano nel 2023, dopo tutta la progettazione esecutiva. Sono stati anni molto intensi, abbiamo lavorato sia sull'aspetto botanico che sulla conservazione delle strutture vere e proprie, quindi gallerie e muri di contenimento, e abbiamo
lavorato sulla riconfigurazione architettonica dei luoghi. È l'antica strada che collega le scuderie del castello fino fondamentalmente alla stazione di Miramare, quindi è una bellissima strada in pendenza da cui si gode uno spettacolo straordinario. Insiste su un'area chiusa al pubblico da una quarantina d'anni almeno, dell'estensione di circa 2 ettari, e quindi in questo modo noi andremo a riaprire interamente il parco alla pubblica fruizione. Questo è solo uno, non dico uno dei tanti perché è un lavoro molto importante, perché è anche uno dei lavori più visibili. Stiamo completando anche il lavoro per l'efficientamento energetico e saranno poi accessibili dei percorsi per i ipovedenti, i cosiddetti sentieri parlanti, che permetteranno a tutti, appunto anche agli ipovedenti, di seguire in autonomia dei percorsi nel parco e nel castello. Quindi questo, che riguarda in particolare la strada carrozzabile, è un altro degli interventi che rendono il castello sempre più ampio nella sua offerta al pubblico, il parco sempre più percorribile, e quindi diciamo, io che ho raccolto questa eredità non posso che esserne molto soddisfatto. Trieste ospiterà dal 23 al 25 settembre il 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri. Oltre 1000 professionisti a confronto su innovazione, intelligenza artificiale, energia e sostenibilità. Trieste si prepara a diventare per 3 giorni la capitale dell'ingegneria italiana. Dal 23 al 25 settembre il Generali Convention Center ospiterà infatti il 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri, richiamando nel capoluogo giuliano oltre 1000 professionisti provenienti da tutta Italia. L'appuntamento, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri insieme all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste, vedrà la partecipazione dei delegati di 106 ordini territoriali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della ricerca e dell'industria. Il tema scelto per questa edizione è Nuove frontiere, nuove responsabilità, con un confronto sulle grandi trasformazioni che stanno interessando la società e il sistema produttivo. Veniamo a Trieste perché Trieste è una città di frontiera e noi affrontiamo il tema delle nuove frontiere dell'ingegneria, che si sviluppano soprattutto nel terzo settore, il settore dell'informazione, che diventa determinante non solo per l'informazione stessa, ma per tutto quello che succede e accade nelle altre ingegnerie. Ormai la digitalizzazione è diventata un elemento essenziale per lo sviluppo del Paese e noi dedicheremo gran parte degli nostri approfondimenti a questo tema, che diventa sempre più importante e sensibile. Spazio anche alle prospettive della formazione universitaria e all'evoluzione delle iscrizioni ai corsi di laurea in ingegneria, in un contesto che vede cambiare interessi e orientamenti degli studenti. Siccome nell'ultimo decennio si sono sviluppate varie nuove ingegnerie che attraggono molto di più i giovani che vanno a iscriversi alle facoltà, il numero totale degli iscritti in ingegneria è pressoché stabile, forse addirittura in leggero aumento, ma ci sono alcune delle ingegnerie storiche, mi riferisco ad esempio all'ingegneria civile, che invece stanno vivendo un momento di crisi, io le chiamo di vocazioni, cioè c'è una riduzione di persone che si iscrive ad ingegneria civile, ingegneria elettrica e anche ingegneria meccanica. È tutto per questa edizione, ci rivediamo alle 19:30. Buon proseguimento, ci vediamo più tardi.